Nel maggio 2013 abbiamo toccato il picco massimo della crisi in Veneto. Nell'anno 2013 abbiamo avuto 10.000 fallimenti di aziende e i numeri sulla cassa integrazione, sui licenziamenti sono stati i peggiori della storia. All'interno di questo la fotografia che ci permettiamo è quella di vedere anche quali sono i settori strategici e che continuano a tenere: agroalimentare, vitivinicolo, e quelli che sono in sofferenza. Pensiamo allo sport system, che è uno dei nostri settori di grande punta. Vediamo anche nella fotografia chi sono i lavoratori che hanno più difficoltà, gli over 45, quelli con pochi titoli, e chi invece riesce a trovare capacità di rioccupazione. Ecco, questa fotografia ci permette di fare le politiche del Veneto, augurandoci ovviamente che questa minima ripresa che vediamo sia continuativa. Dite, la discesa è finita, cioè, con un punto di domanda, c'è speranza? C'è un punto di domanda perché l'analisi che noi riusciamo a fare con Veneto Lavoro e con l'osservatorio è quello degli anni e negli anni, e noi ci aspettavamo sempre che finisse. Ora, nell'ultimo scorcio del 2013, qualche segno di ripresa, qualche più c'è. Ecco, ci auguriamo che sia questo quello, non solo come segnale, ma il tema dell'investimento. Avere una fotografia precisa ci permette di fare politiche precise. Il governo fa delle scelte, ha annunciato delle scelte, la regione cosa dice e cosa può fare di più? La Regione ha la possibilità di avere una fotografia ancora più nitida, ancora più precisa, e quindi noi possiamo non solo essere di stimolo a questo governo, ma che ci auguriamo comunque che faccia bene all'Italia. Non è una questione di partiti politici, ma per la Regione è una questione di posti di lavoro, di aziende che non devono andarsene, devono restare, di una discesa che noi vogliamo interrompere, di risorse pubbliche, quelle sulle casse integrazioni, che vanno utilizzate al meglio. L'annuncio di Renzi, la manovra che è stata presentata, la soddisfa o ha delle critiche da fare? Ci sono degli annunci importanti, ci sono degli auspici importanti, ci sono anche delle critiche che devo fare. Il contratto unico, il sussidio unico non lo vedo realizzabile perché ha dei costi eccessivi e perché non dà in effetti capacità di lavoro. Mi piace la semplificazione sull'apprendistato e sulla acausalità del contratto, perché dovrebbe permettere di rompere quella cautela che oggi imbriglia le nostre aziende. Cassa integrazione, ci mancano soldi? Quelli sempre, anche perché stanno aumentando in maniera importante. Io credo che dovremmo diversificare non tanto sulla tipologia aziendale, ma sul tipo di crisi. Ci sono aziende che chiudono e per queste l'ammortizzatore sociale serve per accompagnare il lavoratore. Ci sono aziende che possono riprendere, allora la cassa integrazione deve essere trasformata in un abbattimento del costo del lavoro. Non possiamo permetterci più il lusso di mettere persone in cassa integrazione e obbligarle a non lavorare. E poi ci sono le aziende che vengono chiamate driver, quelle che funzionano bene e che trascinano. Ne abbiamo una fotografia precisa su chi sono, dobbiamo aiutarle a crescere ancora, perché è lì che dobbiamo allacciare le altre e dare nuovi posti di lavoro. Manovre nazionali, critiche anche alle regioni, però le regioni possono ancora avere un ruolo su questo settore? Ma io credo che ci sia un attacco poderoso al sistema regionale. Ci sono regioni che funzionano e regioni che sprecano, ci sono regioni che hanno sotto controllo la spesa. Noi chiediamo a gran voce, il Presidente Zaia lo fa da sempre, che ci siano dei costi standard su tutto, anche sui servizi per il lavoro, anche su quanto mi costa ricollocare una persona. Ci sono regioni che stanno spendendo un'ira di Dio e nessuno chiede il loro conto.